Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Buonasera anche a voi. A belli. Per me saranno giorni consumati nei ricordi tra una barca vuota e una fotografia. Se ti dicessi che oggi non t'amo più sarebbe una bugia. Le nostre passeggiate, l'ombra delle tue risate che nascevano con te mi mancheranno e tu sei come un nodo in gola che non scende giù. Tutti a casa! Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via, sarà ma solo qua un uomo che vive per metà. Sarà la nostalgia, sarà ti penso ancora mia, sarà quel che sarà, ma tu che ne sai di che sarà. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via, sarà ma solo qua un uomo che vive per metà. Sarà che ti penso ancora mia, sarà quel che sarà, ma tu che ne sai di che sarà. Ciao Amedeo. Quel nodo in gola mi è arrivato all'improvviso. Quel nodo in gola, ma ti spiego anche perché. Aspetta che vado via un attimino, se è chiusa la porta di casa Peiretti e la nebbia è rimasta qui tutta nella stanzina. Buonasera amici a casa, benvenuti. Ciao a tutti, buonasera. Benvenuti in questa nuova puntata di Casa Peiretti. Prima o poi riusciranno anche i nostri amici a vederci perché la porta. Perché ho chiuso la porta? Non lo so. Perché ho chiuso la porta? Perché ho chiuso la porta? Non si è visto più niente. Ti si vedeva te? Perché io ero impegnato al pianoforte.
forte. Ce la faccio, a noi non si vedeva perché guarda qua, Bisogna chiaro, fare vabbè. la puntata con quei giubbotti, quelli catarinfraggenti, almeno così Qualche giorno vedono le immagini. con la nebbia che abbiamo qua mi sa che bisogna Buonasera amici a casa, buonasera e benvenuti. L'ho già detto ma ci tengo a ripeterlo, sarà una grandissima puntata, soprattutto perché è cantata grazie alle vostre richieste. Come fare? Scriveteci un messaggio al 348 80 40 254 qui in questa diretta televisiva, ma non vi limitate alle vostre richieste, mandateci le vostre foto, i vostri pensieri, i vostri dubbi e le vostre opinioni qui in diretta sul canale 13. Adesso la rifaccio per quelli che guardano la replica alle 21:30. Qui alle 21:30 su Videonor canale 83. Qui. Quindi possono dire ma non capisco bene. No, siamo in diretta sul 13, ma se volete rivedere questa puntata alle 21:30 sul canale 83 Videonord. 5 euro un bel lambo solo per Torino. Come 5 euro? Già, 13,83 un bel lambetto, si può Lambo. anche cercare di gestire. Bravo, o no? bravo. Magari beccano qualcosa. Un bel Lambo su ruota fissa. Assolutamente, ci mancherebbe. Quindi 13,83. Fammi poi vedere oggi, sì, domani lo gioco, per forza, Mica amici a male, casa. sai, Domani. 13,83. Ruota fissa, amici a casa, sembriamo Vanna Marchi e Don Nascimento. Hai capito? 13,83. No, andiamo avanti. Andiamo avanti proprio con le vostre richieste. Arriva un brano per Mary, che è un ultimo messaggio, uno degli ultimi messaggi arrivati ieri. arrivato Più ieri bella sera, sì. cosa. Eccola qui. Vai Vanna, vai. Com'è cominciata io non saprei, la storia infinita con te, Com'è? che sei diventata la mia re, di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, è un briciolo di pazzia, ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa, se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, non sa quando vuoi, grazie di esistere. 3, 4. Come che non passa con gli anni, la voglia infinita di te, cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me. Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però, lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, messa quando vuoi, grazie di esistere.
desistere. Grazie di esistere a voi che sopportate noi, perché per la verità è così. Bravo, grazie bravo. a loro ci siamo noi, senza di loro non ci siamo. Aspetta, non ci siamo allora, noi. Grazie a loro ci siamo noi, senza di loro non ci saremmo noi, quindi possiamo andare. Proprio Ciao la a tutti, stessa buona cosa. serata e benvenuti. Anche perché se noi non ci fossimo, loro non ci ascolterebbero. Quando- a me- Sciogli sto coso. Stai dai. troppo con Marzullo. Basta passare le notti tu e Mazzurro a scrivere queste cose. Marzullo. Ma chi è? Come Uss. chiama chi è? Marzullo. Non lo so. Ah, un amico tuo. La vita è un sogno o la vita è una bella lasagna, bella calda, croccante, bella morbida all'interno? in Emilia Romagna? No, però le lasagne sono No, sempre come l'hai detto, lasagne. sembra che fossi passato da Reggio Emilia. Allora, ascolta, Medeo, io devo dirti una cosa importante perché in questi giorni qui Casa Peiretti si parla di abbandoni, di gente che va, gente che viene, ottimo. gente che torna, gente che non lo so, però ti dico solo una cosa, Medeo, che se mi lasci, ma proprio se tu mi lasci, non vale. Non vai, come posso stare senza di te che sei l'ultimo arrivato? Se mi lasci proprio non ci sto. No. Tutti a casa con noi! Julio Iglesias. La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio e tu senza dir niente hai trovato il coraggio, con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando ti arrabbi sei ancora più bella, e così su due piedi io sarei liquidato, ma vittima sai di un bilancio sbagliato, perché se un uomo tradisce a metà, per 5 minuti anche meno e tu non eri più qua, se mi lasci non vale, Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare, Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Metti a posto ogni cosa e parliamone un po'. Vuole un po' di tempo, però. Tu fallo, poi vediamo. Io di errori ne ho fatti, di colpe ne ho, Meno male che lo sai. Sì, lo ammetto. ma quello che conta tra il dire e il fare è saper andar via, ma saper ritornare. Se mi lasci non vale, Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale, La macchina, la se mi casa, lasci non vale. pure l'antifurto vuoi? Gli Tutto alimenti. il nostro passato non ci può stare. Se mi lasci non vale, Se mi lasci non vale, se mi lasci non se vale, mi lasci non vale. dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Se mi lasci non vale, Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Mi verrebbe da dire una cosa ai nostri amici a casa. Sì, Noi ci piace cantare, però assolutamente. non l'abbiamo provata questa. Se non cambi il canale, se non cambi il canale, poi la No, facciamo. non puoi se questa. non cambia, ma se cambi il canale, cioè questo, No, tutto questo no, non vale. se non cambi il canale, Come se non cambi? se tu non Se tu rimani con noi. Eh già, io ti regalo quest'ora di musica e quest'ora di divertimento, quest'ora di live, musica dal vivo e i vostri messaggi al 348 80 40 254. Andiamo avanti con
con le vostre richieste, perché dobbiamo fare degli auguri speciali a Donna e Davide, perché ieri hanno festeggiato ben sì 1 anno di matrimonio. Complimenti amici. Giovanissimi. E hanno richiesto un brano di Michele, Ho camminato. Eccola qui. E speriamo di festeggiare 2, 3, 4, Che il 5, loro cammino 10. sia tanto lungo e felice, Bravo Medeo. con tanti pargoletti. Ma sempre con noi, Ho camminato tutto il giorno per scortare un volto, e invece in ogni volto vedevo te, vedevo te, vedevo te. Mi sei tornata ad ogni passo, qui davanti agli occhi, in fondo a questi occhi, sempre di più, ancora tu, sempre di più. Ho camminato tanto, tanto ho camminato fino a sera, e calpestavo ad ogni passo un giorno l'ora della nostra primavera, e la sua immagine sui muri delle case come glicine fioriva, ed è per questo che torno da te, più innamorato di te. Al sax, Amedeo Grillo. Ma va? Fai finta. Questo è il sax. Più convinto. Meno male che queste cose non le proviamo, no? E la sua immagine sui muri delle case come glicine fioriva, ed è per questo che torno da te, più innamorato di te. Tutta la notte non ho dormito, piangendo ho cancellato sia te che il mio passato, e invece no, e invece no, e invece no. Ho camminato tanto, tanto ho camminato fino a sera, e calpestavo ad ogni passo un giorno l'ora della nostra primavera, e la sua immagine sui muri delle case come glicine fioriva, ed è per questo che io torno da te, più innamorato di te. Dedicatissima a Donna e Davide, 1 anno di matrimonio, 1 anno insieme. Complimenti amici, sia per essere sposati, sia per amarli, ma soprattutto per guardare Casa Peiretti, perché poi c'è. Indubbiamente, mi raccomando, subito un bambino, così anche lì farà il tifo per noi, no? Ma fatti un po' gli affari tuoi, cioè non lo vogliono, cioè non è che. No, bisogna qualificare, ragazzi. Qua siamo tutti. Cioè, anzi, a proposito di questo, lanciamo un appello. Quando è che- Vuoi fare l'appello? quando è che diventi papà, Vuoi- ragazzi? Ma cosa? Ma Io sono già sono nonno. cose- Ma lascia perdere, io sono già nonno di 5 bambini, tu mancano figli, ragazzi. può piacere, aspetta che non ho dai, capito no, bene. no. Tu sei già nonno di 5 ok, e bambini, io non ho capito io? E tu non è neanche un bambino, neanche un figlio. Errato, scusami un attimo, ma scusami, ma io ho lui. Io ho lui. Questo non lo sapevo. Non ti dico quanto mi costa, ma mi costa. È Ma come va. fosse mio figlio. Dormiamo insieme, abbracciati. Lui resta esattamente qui. E tanto d'inverno si sta bene con un gatto appoggiato
alla guancia. D'estate hai questa parte che suda, Ma mi sa che tu- suda. Lui lo sposti perché hai caldo, dopo 2 minuti torna lì e poi al mattino la gente mi incontra: ma Enrico, sei più bello in TV. Ci credo, non dormo a causa di questo batuffolo E di questo pelo. quando l'hai preso? Ok? Quando hai incominciato a cantare Mamma Maria? Perché Mamma Maria? Un gatto bianco con gli blu. Guarda, c'è gli occhi blu. Ti amo che ti do la pappa, tu lancia la pubblicità che ora. Vai. Dai. Allora, pubblicità, dopo torniamo, siamo ancora qua, ok? Ciao, dopo. Bentornati amici a casa. La ragazza del mio cuore sei, ma baciare non ti posso mai. Sempre tra la gente te ne stai, e sola non vuoi uscire mai con me. Tutti i tuoi baci, Io voglio avere da te baci, solamente per me. baci. Tu morirmi fai, non mi dire più di no. Dammi i tuoi baci amor, dammi i tuoi baci amor, per tutta la vita e per un giorno ancora. Ogni giorno guardi gli occhi miei, ogni notte sogno i baci tuoi. Al mio cuore stringerti vorrei, ma sola non vuoi uscire mai con me. Ma perché? Tutti i tuoi baci io voglio avere da te, Baci, e solamente per me. baci. Tu morirmi fai, non mi dire più di no. Dammi i tuoi baci amor, dammi i tuoi baci amor, per tutta la vita e per un giorno ancora. La ragazza del mio cuore sei, ma baciare non ti posso mai. Sempre tra la gente te ne stai, e sola non vuoi uscire mai con bei letti. Tutti i tuoi baci, I miei baci perfetti, baci solamente per me. baci. Tu morirmi fai, non mi dire più di no. Dammi i tuoi baci amor, dammi i tuoi baci amor, per tutta la vita e per un giorno ancora. Per tutta la vita e per un giorno ancora. Per tutta la vita e per un giorno Ma che bella Tutti i casa miei Peiretti, mio caro Poi- Amedeo. Lo Poi sai scusa, che non ho capito, tu che a tutti mi a te, perché io ci sono pure io con te, non ho capito. Tu Cioè, hai- noi hai- dobbiamo dividere tutto. ascolta, Cioè, hai- dividiamo le canzoni, dividiamo tutto quanto, ma- cioè, e i baci a te. Ma c'è tua moglie che ascolta insieme ai nipotini, lì siete è una una squadra cosa- di calcetto. Guarda, il nonno è sta una- dicendo tante eresie, non vi Lì è preoccupate. un'altra cosa. Non succede. Ma che baci? Cioè, se arriva qualcuno qui, mi dà un bacio a me, mica a te. Tu sei ormai sei. Sono io quello che deve Ah, ho capito, vabbè. Sei un po' che ho visto. aumentare il PIL. Non mi piace, non mi piace. Non mi piace, io devo aumentare il Tutti mi PIL. piace a me, e io che faccio, scusa? 348 80 40 254. Te c'è scritto lì per i vostri messaggi. Ci Mi state? raccomando, mi raccomando. Sì, Fabrizio in regia mi sta scrivendo che ne sono arrivati, però continuate perché è la dimostrazione d'affetto nei nostri confronti, giusto? Oh. Meno male. Torniamo sulle loro richieste, torniamo quando la scaletta la fanno loro. Prossimo brano lo dedichiamo a Ivan e Margherita, perché arriva un brano di Fausto Leali, Mi manchi, ma nella versione di Bocelli. Sì. Quindi Amedeo, prepara il diaframma. Ecco, fai vedere il diaframma a casa. Non lo so, Fai vedere il diaframma. No, vabbè, ok. Mi manchi per voi. Eccola qui. Mi manchi quando il sole dà la mano all'orizzonte, quando il buio spinge il
chiasso della gente, la stanchezza addosso che non va più via, come l'ombra di qualcosa ancora mia. Mi manchi, e i tuoi sguardi e il tuo sorriso poi incosciente, e le scuse di cui tu probabilmente sei quel nodo in gola che non scende giù. E tu, mi manchi, posso far finta di star bene ma mi manchi. Ora capisco che vuol dire averti accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi dentro l'anima. Mi manchi e potrei cercarmi un'altra donna ma mi ingannerei se il mio rimorso senza fine, il freddo delle mie mattine, quando mi guardo intorno e sento che mi manchi. Di più, e tu mi manchi e potrei cercarmi un'altra donna ma mi ingannerei se il mio rimorso senza fine, il freddo delle mie mattine, quando mi guardo intorno e sento che mi manchi. Mi manchi. Bravo il nostro Amedeo. Grazie. Continuano le loro richieste con un brano dedicato a Laura e Angelo, Fiore di Maggio. Eccola qui. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole ce l'hai dentro il cuore, sole di primavera. Su quello scoglio in maggio è nato un fiore. E ti ricordi, c'era il paese in festa, tutti ubriachi di canzoni d'allegria, e pensavo che su quella sabbia forse sei nata tu, a casa di mio fratello, non ricordo più. E c'hai visto su dal cielo, c'hai trovato il piano, sei venuta giù. Un passaggio da un gabbiano
ha posato su uno scoglio ed eri tu. Ma che bel sogno, era maggio, c'era caldo, noi sulla spiaggia vuota ad aspettare, tu che mi dicevi guarda su quel gabbiano, stammi vicino e tienimi la mano. Stammi vicino e tienimi la mano. Povero gabbiano. E già hai visto su dal cielo, ci hai trovato e piano sei venuta giù, un passaggio da un gabbiano ti ha posata su uno scoglio ed eri tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole ce l'hai dentro il cuore, sole di primavera, su quello scoglio in maggio nasce un fiore. In maggio nasce un fiore. In maggio nasce un fiore. Bravo. Bravo più o meno, perché mi è venuta un po' sai come si dice in piemontese? Il gati, che sarebbe Che ne sai? è il gati. E quando hai qualcosa in gola qui e ci andrebbe un sì, po' quando d'acqua, ti piglia che da adesso fare, non so sì, se sì. il mio tecnico di palco, la mia assistente nonché manager mi può portare un po' d'acqua, secondo me sì. Cosa ne diciamo? Tanto mi sta ascoltando dall'altra parte, questa cosa non è programmata, però chiedo alla mia tecnico di palco un po' d'acqua perché mi gratta un pochettino la gola, vediamo un po' cosa succede. Però andiamo avanti con no, facciamo così, andiamo a leggere. Senti. Potrei fare quelle trasmissioni a una certa ora. Aspetta, visto che è arrivata. Grazie Giorgia, grazie mille. Bello anche il bicchiere natalizio, tra un po' è anche il tema. Però ero andata a mangiare. Cosa c'è? Ero andata a mangiare. Eri andata a mangiare, vabbè, però stavi guardando la puntata? Sì. Brava Quanto ho Giorgia. sentito se non arrivati. Bravissima, grazie. Un po' d'acqua ci sta. Bravissima. Che hai visto come siamo efficienti qua in Casa Peretti? Efficientissimi. Proprio prendo la bottiglia, metto l'acqua e arrivo. Bravissima. Adesso andiamo a leggere tutti i loro messaggi, ok? Vai regia. Maya gradisce molto la vostra musica. Stasera veramente una grande puntata, parti 60. Questa era Mia Cagnetti. Oh, ma che Cagnettina. bella! Guarda. Perché l'hai chiamata Maya in onore dei? Non lo so, perché la mia Non lo so, vabbè. Qua potevi fare- l'ho chiamata Maya e basta. Potevi fare una storia, una discendenza importante. La musica di Casa Peretti sprigiona scintille dorate ogni volta che si ascolta. Grazie Dani. Grazie Dani. Bravissimi addirittura, grazie de corazon. Questo è il tuo gatto o il gatto di qualcun altro? No, questo, No, non lo so. questo però è un bel gattino. È un bel Magari gattino. non ha neanche un padrone, se ho capito. No, come non ha un padrone? No, no. magari il messaggio dopo ci dirà chi è il gatto. Probabilmente, non lo Molto sappiamo. bello questo micio, molto bello. Un po' spaventato lì nell'angolo, però bello, micione arancione. Buonasera ragazzi, ora vi saluto dal lavoro. Più tardi vedo le vostre belle esibizioni in replica. Arvezze. Adesso lo dice Amedeo. Arvezze. Arvezze. Bravo Amedeo, ma che soddisfazioni che mi dai.
La soddisfazione di trovarli e la gioia di mangiarli. Claudia da Lusernetta, buona serata. Ecco, Claudia è andata nel posto dove volevo andare io domani mattina e invece non ci vado più. Brava Claudia. Vedi, meno male che poi la sera non hai la voce per cantare, fai il bravo. Fai il bravo. Già, perché prendo aria sul quad. E quindi Enrico Amedeo, ormai coppia di fuoco vocale. Un abbraccio da Alfonsina e Germano. Grazie Alfonsina, grazie Germano, grazie. Baci Alfonsina, baci Germano. Ciao ragazzi, grazie, buon divertimento, bravo, ma che bel programma. Vi ringrazio per questa bella ora, belle canzoni, bella compagnia. Saludos dal Mexico, da Maria Letizia di vicino. Poi Ciao. abbiamo da fargli una comunicazione in privato. In privato, grazie Maria, In privato. grazie. Tantissimi saluti dal Cuneese, Cristian e famiglia, Enzo e Massimo Orchestra più Valentina Branca. Ciao ragazzi. Buona serata a divertitevi. voi. Divertitevi. Un abbraccione da Bruno e Paola. Grazie Bruno, grazie Paola. Ciao Anche a Bruno, voi. ciao Paola, grazie. Buon inizio di canzoni. Ciao da Elena, grazie Elena. Ciao ragazzi, siccome la mia Natascia è lontana, accorciate la distanza per me con la canzone Mi va che ci sei di Sandro Giacobbe. Ecco, Roby hai già mandato questo messaggio ieri, non abbiamo la base di Mi va che ci sei, ci attrezzeremo a comprarlo, scaricare la base che sia e te la faremo. Abbiamo fatto l'inizio. Anche se prossimamente, esatto, sì. Abbiamo fatto l'inizio con Sandro Giacobbe, proprio in tuo onore. Ciao maestri, c'è un amico di Villa d'Ossola, si chiama Marino e vi saluta. Mi fate una dedica? Ciao Maurizio, sì la facciamo. Marino, ti voglio al più presto salutare. Ciao Marino e ciao Maurizio. Ciao, mi cantate la campana del villaggio, grazie. Alessia, dov'è finita? Ciao a tutti, Mario, Mary, Anto da Vignolo. Ciao Mario, ciao Mary, ragazzi, ciao buona Anto da serata. Vignolo. La sai la campana del villaggio? Un La po' sì. campana del villaggio. La faremo. Ciao Enrico Amedeo, come sempre bravissimi, un abbraccio. Max, ciao Max. Ciao Max. Con la X finale. Max. Ciao Amedeo, ciao Enrico, che bello sentirvi cantare. Vi chiedo una cortesia. Potete cantarmi, e se possibile, canzoni di Lucio Dalla. Grazie e buona serata da Rosalia. Ciao Rosalia, ciao, canzone di Rosalia, come dice lui. Pensa che è la canzone preferita del nostro Fabrizio in regia, quindi secondo me riusciamo a farla, se non questa sera, domani. La mia richiesta è... E mo di Peppino Di Capri. Grazie per Luigi da Valle Talloria. La sappiamo? Io E no. mo io la conosco. La come sai pensi, bene sì, sì. o così? No, la so bene, solo che La sai bene. Ci troviamo la base e poi magari. Allora la proviamo la prossima settimana, la mettiamo in onda. Ok, perfetto. Grande molto Enrico, che bella serata in casa Peretti, un'oasi di serenità, simpatia, belle canzoni, bravissimi e bellissimi anche voi, interpretati e bravissimo. Amedeo Francesco. Ciao Francesco, grazie. Ciao Francesco, grazie. Anche Baci, se manca baci. la M anziché Non la importa. M, vabbè. Ciao Enrico Amedeo, sempre bello stare in vostra compagnia la sera perché nonostante la mia giovine età adoro le belle canzoni. Brava Flaminia, non cambiare Grazie, mai. questo è importante. Non che- farti influenzare dalla musica commerciale di adesso. Segui l'istinto, segui il cuore, segui le emozioni e canta i nostri di brani. Forza ragazzi, siete grandi. Amedeo, sempre forza. Mi manca sempre forza, Napoli. sempre. Cosa c'è? Cosa c'è? Non riesco a dirlo. Aspetta, ci riprovo. Forza ragazzi, siete grandi. Amedeo, sempre forza. Mi manca Napoli, sempre Ciro da Pinasca o Pinasca. Esatto, no, Pinasca, lui sbaglia sempre perché purtroppo Vabbè. non avrà gli occhiali. Ciao Enrico. Peiretti, casa Sono Peiretti, io. ciao Amedeo Agrillo. Oh, molto bene, molto, questa mi è piaciuta, dai. Siete mitici, mi fate la canzone di Lucio Battisti, Un uomo che ti ama. Buona serata da Antonio di Primicelli, ma probabilmente sì, dai, Sì, la mettiamo in programma per la prossima settimana, caro Antonio. Tanto so che non ti perdi una puntata e di ciò ne siamo veramente orgogliosi. Te. Grande Julio! Pure voi due siete bravissimi. Enrico Amedeo, top per la simpatia e bellezza. Non l'ha scritto, ma l'ha pensato. Ma sicuramente sì, perché simpatia ha messo- e esatto, bellezza, sì, sì, perché. Vabbè, Perché voglio- non fosse una trasmissione strettamente musicale, secondo- potrebbe essere un modestamente, concorso. nonostante la mia età, insomma, tutto sommato. Potrebbe riesco essere ancora- un concorso di bellezza. Come dice Eros, ci vuole passione e voi ne avete tanta. Grazie, un saluto a tutti. Massimo da Brescia, grazie. Massimo, grazie, molto gentile da parte Allora, tua. andiamo in pubblicità perché è giusto che sia così, anzi ringraziamo tutti i nostri sponsor che ci tengono compagnia, poi torniamo con dei brani, ancora con tutti i messaggi che ci state mandando, che ci avete mandato. Grazie mille. 3 minuti meno di 3 minuti e torniamo qui. Ok, a più tardi. Ciao, 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 ciao. O siamo in onda. Se tu ti metti a pensare quello che succede quando fai qualcosa. Sì, ma siamo cioè- in onda.
Siamo in onda, non è che puoi dire certe cose così Ma io dal brucio. Non ci ho pensato, vabbè, io non l'ho detto così per dire, però è giusto che sia così, dai, bisogna fare queste cose qua. Sì, ma lo sanno i nostri amici a casa che noi non ci scriviamo nulla. L'unica cosa che ci scriviamo sulla lavagna magica che trasforma La le vostre scalettina. richieste in musica sono proprio le vostre richieste con nome, cognome, nome, eccetera. Però Amedeo dice: ma dovresti dirlo che tutto ciò che vedono qua è improvvisato, noi proviamo solo le canzoni, ma tanto lo Ma sanno, difatti si è vero. capisce. Proviamo solo. Quanti anni è che sei sposato? 46 il 14 di ottobre. Con Sempre Patrizia. sempre Patrizia, no, sì. perché è sempre Patrizia anche Sì, l'altra sempre, settimana, mi hai sì, detto sì. sempre Patrizia. Sì, assolutamente. Vabbè, sei sicuro che era Patrizia anche? Salve Patrizia, 47 anni, santa. No, 46, non ricominciamo. Vabbè, ma io guardo avanti. Andiamo con un brano di Antonello Venditti, questa insostenibile leggerezza dell'essere. Dedicatissima. Anche questa, vero? Sì, tutto. Che ti succede, amico estetico? Rincoglionirsi non conviene. Non leggi manco la Repubblica. Non ti solleva, mi racconterà. La barba lunga è sintomatica di un grave virus postatomico. Non t'hanno visto al foro italico, tu studi solo dell'anonimo, perché tu non ci sei più, non senti gli amici che pensano a te. Ti stai innamorando, ti stai innamorando, ti stai innamorando, questa insostenibile leggerezza dell'essere. Almeno dimmi è ricca e nobile, oppure un frutto periferico. Ragiona solo per un attimo, se noi gli amici a cosa servono? Parliamone, perché tu non ci sei più, non senti gli amici che pensano a te. Ti stai innamorando, ti stai innamorando, ti stai innamorando, questa insostenibile leggerezza dell'essere. Questa insostenibile leggerezza dell'essere. La mia Africa, 9 settimane e mezzo, con la stessa donna, nella stessa no dai, esagerato. Stai innamorando, ti stai innamorando, ti stai innamorando, ti stai innamorando, ti stai innamorando, non hai capito, no? Ti stai innamorando. Amedeo Grillo per voi, uno straordinario Amedeo Grillo questa sera.
Troppo buono, ti ringrazio. Continuiamo con tutti i loro messaggi. Vai Fabrizio, in regia. Grazie comunque ragazzi dal vostro fan Roby. Grazie Roby. Bravissimo Amedeo, canti divinamente. Tu Enrico sei splendido, splendente. Grazie Betta. Troppo bello Brasone. Se ti tiene compagnia. Buona serata a tutti. Sandra, grazie Sandra. Ciao Sandra. Ciao Enrico Amedeo, anche questa sera stiamo cantando con voi. Un abbraccione grandissimo dalla Family Fava. Grazie Fava. Così si fa, dovete cantare, dovete stare senza voce domani. Buonasera dalla Puglia. Un saluto da Amedeo e ai miei figli, nipoti e alle mie nuore. Grazie Maria, un salutone a Sergio. Ciao ragazzi, grazie per la compagnia, siete molto bravi, complimenti, ma non è che si potrebbe ogni tanto ascoltare Phil Collins, Rod Stewart, Frank Sinatra, Elvis, Totò, Michael Bublé? Non Totò. No, a me piacerebbe Totò. Scusa, a me piacerebbe Totò. Continuate così, bravi. Rosa, provincia di Dovremmo Torino. fare un incontro con Ma sai, Rosa, con Bianchini. voglio parlare con Rosa. E Rosa è che Casa Peiretti deve rispecchiare un po' l'anima di ciò che sono io, essendo un programma mio scritto casa mia, eccetera. E quindi io sto un po' più sulla musica italiana perché mi piace semplicemente di più. Grazie però accettiamo l'invito a anche aprire orizzonti. Grazie per le belle canzoni, bravissimi, e un bacio al gattone da Enrica. Grazie Enrica. Totò ha fatto femmina, ma la femmina, cioè non è che posso anche sbagliare. Ciao Enrico, posso chiederti di salutarmi sua beatitudine il grandissimo Giuliano Falco? Certo, sempre sia lodato. Qua ci andrebbe una musica celestiale che scende qui in Casa Peretti, ma non ce l'ho. Ciao Enrico, quando c'è Luciano mi fate sentire il mondo che vorrei di Vasco? Sì, volentieri. Luciano c'è domani sera, sì, aiutami. Aspetta che devo andare a vedere. Tu leggi i messaggi, devo andare a capire quando c'è Luciano. Aspetta, Allora, vai. Ciao Enrico, grazie Enrico, sei un grande, ce l'hai cantata benissimo, Fiore di Maggio. Ciao Laura e Angelo, grazie anche a voi ragazzi, buona serata. Domani c'è Luciano Bianchini e giovedì Valentina Branca. Un saluto dalla Romania, da chi vi segue, Silvia, grazie Silvia. Grazie, ma addirittura dalla Romania, ma che bello. Super efficiente l'assistente Giorgia, hai visto subito, l'acqua è arrivata qua, È il nipotini di mio marito. Ciao nipotini, ciao, che belli che sono. Grazie bella Enrico. E chiedere troppo di fare bella stronza di Masini. Bravi sempre. Mary, non è chiedere troppo, te la possiamo fare o domani o dopodomani. Vediamo un po' le tonalità, vediamo se Luciano la sa. Buonasera, vorrei dedicare i miei amori a Aurora e Antonio. Ho difeso il mio amore dei nomadi. Siete bravissimi, bellissima puntata e come dicevo prima è il pensiero secondo me di tanti loro. Grazie Roby, grazie di cuore. Ciao a tutti voi amici Casa Peretti, ciao Enrico, un saluto ai miei amici e fratelli adottati, Gabriele Vandine e la sua famiglia, Giuliano Falco, Enrico da Collegno, vi voglio tanto bene, anche noi te ne vogliamo e grazie per seguirci tutte le sere. Ci vuole molta pazienza. Ciao a tutti, Amedeo, un abbraccio da Nuke da Miami. Ciao cara, un bacione a Gabriele. Ma che bello che ci seguono anche da Miami. Bravo anche Amedeo, hai fatto una canzone bellissima di Venditti. Sempre Laura e Angelo, grazie. Bentornato Marco. Ciao Marco. Ciao Marco. Chi è Marco? È qua Marco. Ma sarà Masini che ha sentito che bisogna fare una canzone sua. Certo, ciao Marco Masini. Ma ci segue tutte le sere Marco Masini. Grande Amedeo Agrillo, voce molto melodica e penetrante, con affetto sincero, sempre nei miei ricordi più belli. Anna. Ciao Anna, grazie. Da Napoli. Perché la cinese? Perché è una bellissima ragazza, ancora oggi una grande donna e somiglia un po' agli occhi da cinese. Agli occhi a mandorla? Esatto, sì. Anna, mandaci una foto, voglio vedere la prossima volta che saremo in trasmissione ci faremo mandare una foto. Ci vuole. Ciao ragazzi, un saluto a tutti. Amedeo, come sempre un piacere. Sono George New York. Addirittura da Miami. Il problema è che poi io incontro delle persone e mi dicono sì, ma quei messaggi non sono veri. Amici, no. sono tutti così, ci ascoltano da tutto il mondo. Ciao Enrico Peretti. Assolutamente. Vi vedrò domani mattina alle ore 4:15. Buona serata Antonio Primiceri di Valta. Buona serata. Grazie Antonio, buona serata anche a te.
Siamo tornati in onda. Allora, sentiamo un po' quanto tempo ancora prima della sigla finale. Ho 2 minuti e mezzo, quindi possiamo ancora cantare questo brano che sia di buon auspicio, perché sono tante piccole cose messe insieme che possono aiutare a vivere meglio ognuno di noi. Nel frattempo inizio già a ringraziare Amedeo per la gran puntata, ringrazio Fabrizio e ringrazio ognuno di voi. E io ringrazio te per l'ospitata che ci dai sempre, l'occasione che mi dai di venire qui a farti compagnia. È un immenso piacere. Se sei nato già vincente, ma sai essere alla buona, se ti fidi della gente, ma non credi alla befana, se non dai la colpa agli altri per gli sbagli che tu fai, tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai. Se sei forte quando serve, ma sai essere, chiedere anche scusa. Se vai piano in certe curve, ma sai vincere l'impresa. Se sai mettere d'accordo, non c'è riuscito mai. Tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai. Se non ti stanchi mai d'addormentarti stanco, se c'è un bambino in te e te lo porti a fianco, se non ti prendi mai troppo sul serio, comunque tu vivrai, vivrai davvero. L'ultima frase: se ti sai svegliare presto, quando vai a letto tardi, se rimani quasi onesto in un giro di miliardi, se sai piangere di gioia senza vergognarti